Prima della partenza della gara riservata alla categoria allievi, un appuntamento d'obbligo. Una delegazione dei ragazzi dell'Unione Sportiva Toscogas e Chiesanovo Ozzanese, composta da Davide Salvioni e Andrea Temperani, si porta a deporre un mazzo di fiori sulla tomba che ricorda Nevio Maionchi. Qui vediamo i fratelli Nilvo e Nadio, fratelli appunto di Nevio, presenti a questa cerimonia commemorativa. Nevio Maionchi, ancora il suo ricordo è vivo in tutti coloro che lo conobbero, uno sportivo autentico, uno che fece veramente tanto per il ciclismo a Chiesanovo Uzzanese. Ed eccoci qua alla misurazione rapporti, come già detto categoria allievi, sono 132 gli iscritti, 105 i partenti, quindi si conclude dal punto di vista della partecipazione nel migliore dei modi questa giornata della bicicletta organizzata dall'Unione Sportiva Toscogas e Chiesanovo Uzzanese. Giuria di questa terza gara della giornata composta da Nannini, Degli Innocenti e Fiorini. Vi ricordo che questa mattina è stato osservato un minuto di raccoglimento in memoria di Emanuela Maiani, la sfortunata ragazzina quindicenne di Tizzana che purtroppo la settimana scorsa ci ha lasciato causa un incidente con il motorino, un incidente direi della strada. In questo momento i 105 ragazzi lasciano Chiesanovo Ozzanese, si gareggia 4 giri del ormai tradizionale circuito ripetuto anche con le categorie esordienti, poi si andrà ad affrontare il Monte Carlo dal versante di Poggio Baldino, successivamente ancora 3 giri pianeggianti e poi nel finale nuovamente Monte Carlo dal versante di Poggio Baldino. Siamo sul campione regionale Salvatore Giarratana presente a questa manifestazione, siamo alle prime pedalate. Al primo passaggio da Chiesanovo Ozzanese c'è un attacco di Matteo Severa, il ragazzo della polisportiva Mille Luci GM di Casalguidi, se n'è andato da solo poco prima di attraversare la località di partenza e nella quale si concluderà questa manifestazione. Vantaggio al momento attuale 13 secondi nei confronti del gruppo. Eccolo qua Matteo Severa, dorsale di gara numero 134. La sua azione è abbastanza fluida, sta spingendo un buon rapporto, probabilmente sta cercando di fare un plotoncino, si volta a controllare alle spalle cosa succede, il suo vantaggio 13 secondi sul gruppo compatto. Dopo 3 km si esauriva il tentativo di Matteo Severa, con le immagini ora siamo al 22esimo chilometro, è iniziato da poco il terzo giro e dall'attacco c'è Antonio Intagliata, atleta del gruppo sportivo Daver Calzaturificio Castellani Scaffalature. 30 secondi il vantaggio di Intagliata, è uscito dal plotone da circa 1 chilometro, quindi il suo vantaggio sta assumendo proporzioni interessanti. Comunque siamo naturalmente ancora alle fasi iniziali di questa manifestazione, sono una novantina i chilometri da percorrere, 88 per la precisione. All'attacco Intagliata, eccoci qua sul gruppo che sta cercando di annullare il tentativo, vediamo gli uomini della Mobilieri Ponzacco che cercano di sollecitare l'andatura, ma poi ci sono ben 3 maglie giallo-azzurre della formazione diretta da Carlo Viviani a controllare cosa succede, a cercare di rompere il ritmo, questo a tutto vantaggio del loro compagno di squadra Antonio Intagliata. Comunque nel gruppo non mi sembra ci sia molta preoccupazione per questo attacco. Al momento siamo al 24esimo chilometro di corsa, si approfitta per dissetarsi, la giornata è caldissima, siamo nuovamente su campione toscano Salvatore Giarratana, atleta siciliano che è già andato a segno in 10 circostanze in questo inizio di stagione. A metà del quarto giro su Intagliata rientrano altri atleti, quindi 34esimo chilometro di corsa alla quale si riferiscono le immagini. Al comando troviamo Intagliata, Mori, Rinaldini, Grande, Di Fresco,
Marinangeli, Livi e Alcidi. Vantaggio 34 secondi, ci segnala Radio Informazioni. Stiamo percorrendo il quarto giro, successivamente andremo ad affrontare per la prima volta lo strappo del Monte Carlo. Siamo su Orazio Di Fresco, fratello minore del dilettante che gareggia nelle file della Paultex di Agliana. Ci sono anche due uomini della Unione Sportiva Bovara di Perugia in questo drappello. Abbiamo visto appunto i due atleti in testa al plotoncino, Alcidi e Marinangeli. È un tentativo ben assortito, c'è anche Emanuele Mori, Rinaldini, quindi tutti atleti di un ottimo spessore. Ed eccoci qua sul più immediato inseguitore, si tratta di Donati, atleta della Ciclipatato di Roma. 36 secondi il ritardo di Donati, che si trova da solo all'inseguimento degli attaccanti che abbiamo visto in precedenza. Comunque staremo a vedere cosa succede alle spalle di Donati. E dal gruppo sta uscendo come una furia Salvatore Giarratana. Guardate con quanta potenza, con quanta determinazione questo ragazzo della linea MG Ergo è uscito dal plotone, si sta riportando pedalata dopo pedalata su Donati che lo precedeva di un'ottantina di metri. Salvatore Giarratana sta insistendo, un buon rapporto, sta spingendo in questo momento, 35esimo chilometro di corsa. Eccoci qua che sta superando praticamente a doppia velocità Donati. Situazione ancora come l'abbiamo lasciata al 35esimo chilometro di gara. Inizia la salita del Monte Carlo dal versante di Poggio Baldino e dal comando abbiamo Di Fresco che abbiamo visto inquadrato, questi è Mori. Comunque vi ricordo la composizione del drappello di testa, si tratta di Intagliata, Mori, Rinaldini, Grande, Di Fresco, Marinangeli, Livi e Alcidi. 8 atleti, il loro vantaggio è di 42 secondi ma sta leggermente aumentando. Comunque staremo a vedere in testa cosa succede. Nel frattempo si è agganciato alla testa anche con il numero 87 Pergolari, ha avuto una buona uscita dal plotone, con una splendida azione si è agganciato, quindi sono 9 uomini al comando. Ed eccoci qua sul gruppo, 55 secondi, quindi è aumentato il distacco del gruppo ed è ancora Giarratana che sta facendo l'andatura. Poi vediamo Iadarola nelle posizioni di testa, abbiamo visto Ascoli in seconda posizione, il ragazzo della Fanini, e ancora il campione toscano che cerca di forzare i tempi, ma il ritardo del gruppo, mentre stiamo affrontando per la prima volta la salita del Monte Carlo, sfiora il minuto primo, 55 secondi. Azione abbastanza interessante di Giarratana, staremo a vedere se darà frutti sperati. Siamo ritornati in testa alla corsa, i 9 stanno per scollinare in vetta al GPM. Uno sguardo anche al paese di Monte Carlo, pubblico numerosissimo ad assistere al passaggio dei concorrenti e naturalmente gli sportivi non lesinano nelle borracce d'acqua ai corridori che stanno veramente soffrendo. La giornata, come già ricordato, è caldissima, possiamo vedere anche dalle immagini, pubblico veramente numerosissimo. I 9, li ricordo ancora una volta, sono Intagliata, Mori, Rinaldini, Grande, Di Fresco, Marinangeli, Livi, Alcidi e Pergolari. Il vantaggio 52 secondi, ci comunica in questo momento Radio Informazioni. Si sta per scollinare per la prima volta al GPM di Monte Carlo. Staremo a vedere chi si aggiudica il GPM. C'è lo sprint ed è Marinangeli, atleta dell'Unione Sportiva Bovara, con il dorsale numero 86, che va a conquistare il Gran Premio della Montagna. Facciamo il punto della situazione. Dietro è venuto un drappello, è venuto via dal plotone ed è ancora Giarratana che lo sta conducendo. Vediamo il drappello degli inseguitori, è composto da Ascoli, Bozzoli, Andersen, Bondielli, Iadarola, Tinchella e Giarratana. Stanno recuperando 42 secondi in questo momento, è il ritardo di questi 7 inseguitori. C'è un drappello ben assortito, ci sono grossi nomi del ciclismo della categoria. Vediamo se c'è accordo, l'andatura mi sembra buona, è Giarratana che chiude la fila, poi Iadarola che in questo momento si volta, c'è anche il danese Christensen Andersen,
poi c'è dentro Bozzoli, in questo momento sta facendo l'andatura con il dorsale numero 29, è rilevato da Tinchella. Eccoci qua su Tinchella, l'atleta della Sfinge Alma Colzi, questo è Iadarola della Polisportiva Monsumanese Icade. Siamo ancora su Giarratana, comunque i 7 stanno recuperando in questo momento 38 secondi il loro ritardo nei confronti dei 9 battistrada, quindi probabilmente potrebbe avvenire fra poco anche il ricongiungimento. Ritardo di 1,40 per questi due atleti, si tratta di Donati, che avevamo già visto in precedenza alla caccia degli uomini di testa, e Trefoloni, Donati e Trefoloni, ma il loro passo non mi sembra sia dei più spediti. Questo è Trefoloni con sulla ruota Donati, ritardo 1 minuto e 30 circa, atleta della Mage Trefoloni, mentre Donati difende i colori dell'Unione Sportiva Fatato, Cicli Fatato di Roma. Sui due però si stanno portando altri due atleti, si tratta di Castellacci e Crispini, quindi Trefoloni, Donati, Castellacci, Crispini, ritardo circa 1,30 quando stiamo nuovamente per transitare da Chiesanuova Uzzanese. Ed siamo ora con un altro drappello che sta precedendo di pochi metri il gruppo. Il ritardo del gruppo, 2 primi e 7 secondi, ormai mi sembra rassegnato. Ed eccoci con i battistrada, sono ancora al comando in 9, l'accordo è ottimo, l'andatura è abbastanza spedita, il vantaggio è tornato ad aumentare, supera il minuto primo nei confronti dei più immediati inseguitori. Eccoli qua, come possiamo vedere l'andatura non è delle migliori, quindi 1 primo e 5 secondi per il gruppetto composto da Ascoli, Bozzoli, Andersen, Bondielli, Iadarola, Tinchella e Giarratana, quando stanno per ritransitare, mentre dal plotone è uscito Matteo Severa. Eccolo qua, Matteo Severa, 1 primo e 28 per il corridore della Polisportiva Mille Luci, poi il gruppo 2 primi e 10, c'è un atleta della Giusfredi di Vangile che precede di pochi metri gli altri, ma come possiamo vedere il gruppo ormai sembra rassegnato. Ai piedi della salita di Monte Carlo avviene il ricongiungimento fra i primi due drappelli. C'è stato un autentico blackout in testa nello spazio di 7-8 km. I 9 uomini di testa si sono giocati 1 minuto di vantaggio ed ora al comando si viene a formare un gruppo di 16 unità. Li ricordo, si tratta di Intagliata, Mori, Rinaldini, Grande, Di Fresco, Marinangeli, Livi, Alcidi e Pergolari che componevano il drappello dei fuggitivi. Su di loro in questo momento si sono riportati Ascoli, Bozzoli, Andersen, Bondielli, Iadarola, Tinchella e Giarratana. Gruppo 2 primi e 30, ormai la corsa è qui. Vi ricordo, stiamo seguendo il 4° trofeo Nevio Maionchi alla memoria, riservato alla categoria allievi, si gareggia con l'organizzazione dell'Unione Sportiva Toscogas. Ci troviamo a Chiesanuova Uzzanese in provincia di Pistoia, al confine con la provincia di Lucca, e vediamo Lorenzo Tinchella che sta facendo l'andatura. È figlio di Daniele Tinchella, molti sportivi lo ricorderanno, ottimo professionista intorno agli anni 70-75, fra l'altro vincitore di una tappa, l'ultima tappa del Giro d'Italia a Milano, dove mise la sua ruota davanti a quella di un certo Eddy Merckx. Siamo su appunto il figlio di Daniele, Lorenzo, che sta forzando i tempi, poi Mori sulla sua ruota, Giarratana in terza posizione, poi vediamo il danese Andersen, Marinangeli, Bozzoli nelle posizioni di testa. Giornata come già detto caldissima, i corridori fanno incetta di borracce d'acqua, siamo ormai al momento della verità, ma il gruppo è ancora compatto. E ancora Tinchella che continua a fare l'andatura lungo la salita del Monte Carlo affrontata dal versante di Poggio Baldino. Fino a questo momento non ci sono allunghi in testa alla corsa. E c'è ora Ascoli che sembra voler forzare i tempi. Eccoci qua con il ragazzo della
Mamma Fanini 2L, cerca di venir via, guadagna 7-8 metri, staremo a vedere se insisterà nella propria azione, quindi attacco di Ascoli, atleta appunto della Mamma Fanini 2L, ma sono gli uomini dell'Unione Sportiva Bovara rappresentati in gran numero che vanno a chiudere questo attacco. Poi anche Giarratana con la maglia di campione toscano nelle posizioni di testa sta controllando la situazione, vediamo anche Emanuele Mori, quindi il gruppetto è ancora assieme. E c'è il nuovo attacco in testa alla corsa ed è ancora Tinchella che cerca di uscire dal plotone, guadagna una decina di metri, sta spingendo un buon rapporto, si alza sui pedali, mani basse sul manubrio, cerca di passare ad un rapporto ancora più impegnativo. Tinchella guadagna una decina di metri, staremo a vedere se questa azione prenderà consistenza. Comunque è Giarratana che si riporta su di lui, attacca Giarratana, ma prontissimi gli uomini dell'Unione Sportiva Bovara, si va avanti a scatti e controscatti, ma nessuno riesce a prendere vantaggio, anche Mori nelle posizioni di testa, quindi Giarratana, Pergolari, Marinangeli, Mori. Ormai siamo al GPM di Monte Carlo. 4 km alla conclusione, il gruppo dei 16 è ancora al comando, avevano perso contatto lungo la salita Ascoli e Di Fresco, ma si stanno nuovamente riaccodando e c'è l'ennesimo attacco di Lorenzo Tinchella, veramente splendido quest'oggi questo ragazzo, sta facendo il diavolo a 4, cerca a 4 km dalla conclusione di uscire dal plotone, una bella sparata, c'è un uomo che cerca di riportarsi su di lui, andiamo a vedere di chi si tratta ed è Emanuele Grande, atleta della Mage, quindi anche questo attacco di Tinchella viene annullato, ormai siamo alle battute conclusive, meno di 4 km alla conclusione di questo quarto trofeo Nevio Maionchi alla memoria, è Grande che prende l'iniziativa, Tinchella sulla sua ruota, staremo a vedere se due riusciranno a resistere al ritorno degli inseguitori, ma vediamo Livi, poi Marinangeli, Mori nelle posizioni di testa, quindi ormai poco più di 3 km alla conclusione e il drappello dei 16 atleti si va ricomponendo con Lorenzo Tinchella che sta nuovamente facendo l'andatura, ma il gruppetto, anche Bozzoli, si porta prontamente davanti. Mori, noi ora lasciamo la corsa e ci portiamo sul traguardo di Chiesonova. Ed eccoci all'epilogo di questo quarto trofeo Nevio Maionchi riservato alla categoria allievi, ultima gara della giornata della bicicletta, tutto è pronto per l'epilogo. A 1,5 km dalla conclusione ci viene segnalato che è uscito Orazio Di Fresco ed eccolo qua infatti in fondo al rettilineo l'atleta della linea Ergo MG Colnago, ormai è imprendibile per tutti ed è Orazio Di Fresco che va a conquistare uno splendido successo davanti al compagno di colori Giarratana, poi intagliata Mori, Marinangeli, Rinaldini, Andersen, Livi e gli altri a seguire. Quindi splendida doppietta della linea Ergo MG con Orazio Di Fresco che con un perfetto colpo di mano nel finale si è aggiudicata questa splendida manifestazione con 105 atleti alla partenza. C'è ora lo sprint platonico di un gruppo abbastanza direi sostanzioso di atleti. Ed eccoci qua con questo bel quadretto di famiglia, i due fratelli Di Fresco, Orazio il vincitore di questo trofeo Nevio Maionchi, accanto a lui il fratello Giuseppe, dilettante della Paultex Cross. Allora complimenti, oggi sei andato veramente fortissimo, l'attacco nel finale era preparato? Veramente non era preparato perché in salita mi ero staccato, sono rientrato subito dopo la discesa perché ho dato tutta veramente. Volevo partire subito dopo i pesi ma ho recuperato un po', dopo ai 2 chilometri mio fratello mi ha detto di partire, ho provato, mi stavano riprendendo a 500 metri, sono ripartito un'altra volta e è andata all'arrivo. Sei un buon direttore sportivo, no? Diciamo che la prima volta lo vengo a vedere quest'anno perché ho avuto tanti... Quindi hai portato fortuna? Sì, ho portato fortuna comunque è come se avessi corso io perché veramente... Non ci hai sofferto di più? Sì, davvero, perché vedere mio fratello che lì davanti e sapere le sofferenze che porta il ciclismo è veramente una cosa veramente squisita, cioè ora capisco veramente l'Erici quando piange. Senti Orazio, una vittoria che ci voleva, no? Credo per il morale, un po' per tutto, no? Ci voleva tantissimo perché veramente il morale è stato molto giù, perché gli altri anni in confronto a quest'anno è andato molto meglio, però questa vittoria la voglio dedicare soprattutto ai dirigenti, Ventura Adriano che ci cura abbastanza per ora e poi ai miei genitori soprattutto, e voglio ringraziare Dio veramente che mi ha aiutato nei momenti più difficili. Ora la stagione non è ancora finita, quindi speri di aver rotto il ghiaccio, di colpire ancora. Ecco, sta arrivando anche Salvatore Giarratana e ha completato il trionfo della linea MG Ergo col secondo posto. Sì, infatti, spero che si sia rotto il ghiaccio. Poi
Voglio ringraziare anche Salvo perché mi giravo e vedevo che lui interrompeva i cambi. Dedico la vittoria soprattutto anche agli altri, tutta la squadra. Senti, avevate però 1 minuto e 20, a un certo punto avete mollato, vi sono ritornati sotto, ma hai avuto paura in quel momento lì che vi sfuggisse? Sì, ho avuto paura, infatti io gli avevo detto al Mori di tirare, collaborare che sta andando all'arrivo, poi ci siamo girati, avevamo a 1,50 e ci siamo visti dietro subito dopo la salita. Infatti dopo mi sono staccato in salita, però ripeto sono rientrato subito, la gamba c'era e si è vista. Salvatore, soddisfatto, un secondo posto dietro a un tuo compagno, credo sia un buon risultato, no? Sì, soddisfatto, abbiamo faticato tanto per riprendere il gruppo. All'inizio del secondo passaggio della salita è stato raggiunto, se ho collaborato poco ho cercato di farlo andare via prima dell'arrivo, è riuscito ad andare via, ho interrotto qualche cambio finché lui è arrivato all'arrivo e ha vinto. Credo sia meritato, Orazio. Sì, si è meritato. Ora te la gamba mi sembra stia incominciando, hai avuto un momento un pochino, forse avevi mollato un tantino, ma mi sembra stai ritornando a buoni livelli. Sì, ho fatto un pochettino di riposo, ora si sta recuperando piano piano. Ci sono obiettivi importanti alle porte, credo, no? Speriamo, vediamo, uno degli obiettivi è il campionato del cronometro e la Coppa TID, vediamo, speriamo di fare bene in quelle due gare. Ecco, sentiamo un attimino anche un dirigente qui della società, questi ragazzi oggi vi hanno dato una grande soddisfazione. Certamente, io non so proprio cosa dire perché oggi volevo che vincesse proprio lui, perché lui ha già vinto 10 vittorie, lui è alla sua seconda e sta bene e sono contento per i ragazzi che vanno molto bene ora. Il commento finale è con il presidente della Tosco Gas Casanova Uzzanese e Nadio Maionchi. Allora Nadio, così a livello generale, oggi avete onorato tuo fratello nel migliore dei modi, credo una grande giornata di ciclismo, diverse centinaia di ragazzi qui a Chiasanova. Sì, di più non si potrebbe chiedere, almeno anche diciamo al più ottimo pronostico che potevo fare sono andato oltre perché non me lo sarei mai pensato, no? Avevo 130 ragazzi insieme a un danno, più di 100 quelli del primo anno e oltre 100 anche gli allievi. Se mio fratello potesse vedere certe cose forse risalterebbe un momentino. Senti, una corsa, una giornata, non una corsa, una giornata che ormai prima domenica d'agosto sta diventando un appuntamento classico. Siamo soltanto al 4º anno, ma ne parlano già in tutta la Toscana e oltre la Toscana. Questo credo sia per voi un incentivo a continuare negli anni a venire, no? Quello senza dubbio. Fino a che sarà possibile, cioè che io avrò le forze per poterlo fare, non ci sono dubbi. Questa qui cioè, è sempre la prima domenica d'agosto. Ho avuto anche la fortuna o la soddisfazione da parte delle province di Pistoia e di Lucca che in un modo o nell'altro mi hanno concesso la possibilità di fare questa gara. Non è un circuito, è una corsa in linea, no? Praticamente, perché è una corsa di 8 o 9 km più quel circuito. Sarà anche per le prestazioni delle strade quello che è, più di così non potete chiedere, io vi ringrazio tutti. Credo però sia un riconoscimento al lavoro tuo e dei tuoi collaboratori, perché quando insomma, le società di 2 province lasciano campo libero sappiamo che tutti lottano per avere le gare, quando si lascia campo libero come ti hanno lasciato a te vuol dire che riconoscano che te le meriti. Sì, anche diciamo da tutti gli amici di tutte le società della provincia di Pistoia che mi hanno concesso di poter fare 3 gare nello stesso giorno, anche perché conoscevano mio fratello, che era veramente un appassionato. Del biondo credo sia ancora in tutti noi, quindi possiamo dire che vincitori di grosso spessore, non è successo nulla, no. Si archivia questa giornata veramente bella. L'importante è che non ci siano stati diciamo, incidenti di rilievo, no? Qualche caduta ma biscarellate, no? 400 corridori all'ordine del giorno. Io più di così non potrei chiedere, grazie a tutte le autorità, a tutte le società e tutti i ragazzi che sono venuti d'accordo, grazie.